Più che il mercato, a rallentare le imprese è la carta. Tra autorizzazioni, controlli e tempi amministrativi incerti, la burocrazia continua a pesare sul lavoro quotidiano di negozi e pubblici esercizi. Secondo il consiglio direttivo di Confcommercio Padova, procedure complesse e adempimenti ripetuti sottraggono tempo e risorse agli investimenti, incidendo soprattutto sulle piccole realtà. È un tema che a noi costa parecchio e ci deve essere un dialogo tra uffici. Quando noi presentiamo qualche domanda, qualcosa, ci deve essere appunto questo tipo di relazione tra gli uffici pubblici, altrimenti per noi diventa veramente qualcosa di estremamente difficoltoso e difficile. Il nodo non è solo economico, ma competitivo. Meno burocrazia significa più crescita e servizi migliori per i cittadini. La Regione è al lavoro su questo fronte. Con gli uffici stiamo lavorando molto sul tema della digitalizzazione, perché io penso che questo sia un fattore essenziale per semplificare. Poi un altro tema fondamentale che è quello che l'utente non immetta più volte gli stessi dati. Questo è un tema classico della pubblica amministrazione, che quando ogni volta che uno deve fare una domanda per un incentivo, entrare in un portale, deve rimettere Massimo Bitonci, nato a Padova, eccetera, eccetera. Invece con lo SPID e con la CIE, con la carta d'identità elettronica e con la digitalizzazione che stiamo facendo, portando avanti anche in regione, uno entra e ha già tutti quanti i suoi dati, quindi facilita moltissimo. Quindi io penso che per step riusciremo a dare delle risposte concrete.